Salut Lombardia. Alcuni di voi mi hanno chiesto a gran voce di realizzare una sorta di corso di lombardo, quindi parliamo di linguistica. Devo dire che l'idea è sicuramente accattivante e coinvolgente, però vorrei proporre una sorta di corso sui generis, in cui il giovedì o venerdì pubblichi dei video in cui affronti la discussione relativa alla grande famiglia linguistica lombarda, soprattutto da un punto di vista più filologico che, per così dire, grammaticale. Andrò dunque, via via nei vari video affrontati, a analizzare quello che è il lombardo inteso come famiglia linguistica, discutendo anche, per carità, di grammatica, di sintassi, di morfologia o di lessico, ma soffermandomi soprattutto sui tratti, per così dire, filologici del lombardo, andando a toccare vari ambiti che possano costituire anche una sorta di curiosità, di esplorazione e di discussione dei punti caldi relativi alla questione linguistica. La lingua, se vogliamo, è la manifestazione culturale più concreta di un popolo e per questa ragione va indubbiamente affrontata, discussa, dibattuta con serenità ma anche con piglio risoluto, proprio per portare alla luce tutti quei tratti che contraddistinguono l'identità linguistica e quindi culturale di un popolo, smarcandolo da altri popoli che magari tentano di opprimerlo inventandosi identità di cartapesta. Indubbiamente, nel caso lombardo, la questione linguistica è fondamentale, proprio perché si intreccia con l'identitarismo e anche con l'indipendentismo, e per questa ragione la rivendicazione identitaria del popolo lombardo passa anche per l'affrancamento linguistico delle lingue indigene del proprio territorio. E allora andrò ad affrontare la questione toccando vari ambiti e cercando proprio di portare alla luce tutti quegli elementi che costituiscono l'identità linguistica delle Lombardie, a partire, come sempre, dal fulcro etnico della nazione lombarda, che è per l'appunto la Lombardia etnica. Parliamo dunque fondamentalmente della famiglia linguistica cosiddetta gallo-italica o gallo-romanza cisalpina, segnatamente nel territorio abbracciato dal bacino imbrifero del fiume Po. È proprio qui che concentrerò i miei sforzi ed è proprio qui che delimiterò la mia indagine, andando però naturalmente a considerare anche il resto delle realtà linguistiche della Cisalpina. Il focus si mantiene tuttavia sul lombardo genuinamente inteso, che fondamentalmente è il gallo italico, segnatamente nella sua versione centro-occidentale, cosiddetta insubrica. È infatti una mia idea e un'idea di altri lombardisti che il milanese classico, volgare, emendato dai toscanismi, debba essere la lingua nazionale della Lombardia etnica, della Grande Lombardia e di tutte le Lombardie, proprio perché costituisce la crema linguistica dei nostri territori, una lingua puramente gallo-italica che non presenta influssi esterni che sono andati a snaturarne quella che è la peculiare fisionomia, al di là chiaramente degli influssi toscani, si capisce. Ed è dunque d'uopo partire in questa nostra nuova avventura dalla discussione relativa al lombardo inteso come gallo italico e soprattutto inteso come insubrico e milanese, fermo restando che chiaramente parlando di lombardo si intendono anche le varianti orobiche, cioè quelle del lombardo orientale, le varianti padane e quelle piemontesi, che tutte quante costituiscono la famiglia linguistica gallo-italica o gallo-romanza cisalpina e dunque fanno degnamente parte del novero linguistico a cui mi riferisco. Poi, naturalmente, vi sono anche altre entità linguistiche che andremo ad affrontare e che, per quanto non siano puramente gallo-italiche, fanno degnamente parte del consesso padano-alpino da un punto di vista linguistico perché è espressione culturale dei popoli indigeni del territorio cisalpino. Tuttavia prenderemo le mosse proprio dall'analisi, dalla disamina e dalla considerazione del grande patrimonio linguistico lombardo, della Lombardia etnica, che è il fulcro della nostra indagine ed è il fulcro linguistico dei nostri territori.
Dicevo che sarà una sorta di corso sui generis perché non voglio tanto soffermarmi su questioni grammaticali e morfosintattiche o lessicali, ma andrò a enumerare tutti quei fenomeni che possono costituire interesse e possono rappresentare anche una curiosità e una fonte di acculturazione per tutti coloro che vorranno accostarsi anche per la prima volta alla tematica e che vogliono comunque approfondire le proprie conoscenze, in questo caso segnatamente in materia linguistica. In apertura, infatti, sostenevo, come ovvio che sia, che la linguistica, la lingua, è la forma identitaria più concreta di un popolo, al di là naturalmente dell'etnia e del fattore biologico che non sono naturalmente culturali. E per questa ragione l'affrancamento del sentimento patriottico lombardo passa anche per la lingua e per l'affrancamento delle nostre lingue, che non hanno nulla a che vedere col toscano, cioè con l'italiano, e che per questa ragione hanno tutte le carte in regola per potersi emancipare, per avere un proprio statuto anche giuridico e naturalmente per essere riscoperte e analizzate in maniera considerevole e degna, parlate, quindi utilizzate e tramandate, perché non sono solamente un patrimonio dei nostri anziani, ma sono un patrimonio di tutti e per questa ragione vanno rivalutate, valorizzate degnamente, riscoperte e ovviamente, come detto, impiegate. Questa è una sorta di introduzione e presentazione a questa nuova avventura che intendo affrontare, sperando di non tediarvi e sperando invece che sempre più persone possano accostarsi all'identitarismo lombardo, in questo caso linguistico, e possano riscoprire il piacere di addentrarsi in un campo tanto interessante quanto importante in un mondo vieppiù globalizzato che tiene in non cale l'identità legittima dei legittimi popoli, in questo caso d'Europa. Ecco dunque la nostra partenza e speriamo che possa essere un'avventura accattivante e coinvolgente e che possa dunque attirare l'attenzione di più persone al di là di sesso, età, generazione, estrazione sociale, tutte quante però affratellate dall'intento di preservare un patrimonio unico e irripetibile come quello della lingua lombarda. Salut Lombardia!